Beh, poche parole, salvo poi apprezzare il lavoro che mi pare si stia costruendo, spero per un documento comune se riusciamo a farlo che possa aiutare tutti, però poche parole nel senso che c'è qualcosa che in qualche modo mi ha dato la voglia di fare un intervento e mi rivolgo all'assessore perché ha fatto alcuni passaggi che veramente mi hanno lasciato un po', insomma, un po' stupito. Eh, con una premessa, beh, credo che scopro oggi e sono contento, bene per il Consiglio di oggi, che i 5 milioni che abbiamo levato al bilancio dai 40 diventati 35, fra l'altro su un capitolo un po' improprio perché aveva le funzioni non fondamentali, li rimetteremo. Io mi auguro, visto la provocazione fatta in questo Consiglio, si rimettano subito, perché se li rimettiamo subito diamo garanzia al fatto che le province poi li rimetteranno. Perché finché non ci sono atti formali, no Assessore, le parole, lei sa che 5 milioni non sono una barzelletta in un bilancio regionale e siccome il bilancio regionale è una cosa seria, che qualche volta si approva, qualche volta si cambia, abbiamo dei precedenti di impegni assunti non mantenuti, ma non da questa giunta, come fatto generale, credo che per dare garanzia al sistema, i 5 milioni meritano una velocissima variazione di bilancio in cui mettiamo i 5 in modo che le province vengano in assemblea di Veneto Strada a dire i soldi ce li hanno dati, noi garantiamo i 12 milioni. Lo dico a mo' di, dopodiché la Giunta farà quello che crede. Ma la cosa che invece trovo intrigante e preoccupante, al di là del fatto che quest'anno mi pare di cogliere che i 5 milioni li mettiamo e quindi per quest'anno c'è stabilità economica, è una frase che lei ha detto. La Regione garantisce le sue strade, quindi la Regione se mette i soldi non ha più responsabilità sulle sue strade perché verrà fatta la manutenzione sulle sue strade. Si direbbe con un'accezione che non dico volgare, ma dove la trovate una SPA che ha un mandato complessivo sulla base dei finanziamenti che riceve decide che queste strade le manutenta e queste no? Sulla base del fatto che queste sono regionali e sulle altre ci sono le buche e uno si fa male, ma di cosa stiamo parlando, Assessore? Ma da quando in qua la SPA nella sua autonomia, con i soldi che ha, fa un piano di manutenzione con le sue priorità e se c'è una buca su una provinciale in capo alla SPA, fa la manutenzione prima di una strada dove non c'è la buca perché non ha alternative. Non esiste il bilancio dentro Veneto Strade delle strade regionali e delle strade ex ante e delle strade provinciali. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Non è un dipartimento della regione, è una SPA per azioni, consorzi privati e pubblici che in base ai soldi che ha gestisce il suo bilancio e si dà le sue priorità ed è ovvio che nella manutenzione agirà per primo nei posti più pericolosi, prescindendo da chi è il titolare della strada. Quindi mi fermo solo su questo perché mi preme fare un ragionamento che è date sicurezza, visto che l'avete detto, cioè subito sui 5 milioni. Apriamo un tavolo, non, scusi Assessore, il tavolo si fa qua, sul futuro di Veneto Strade. Con i sindacati apriamo un tavolo sul futuro occupazionale del personale, non sul futuro strategico di una linea regionale che riguarda Veneto Strade e il suo futuro. È questo il luogo. Se non c'era questo Consiglio regionale, quando è che sapevamo fra qualche mese se c'erano noi soldi? I sindacati hanno un compito fondamentale che è garantire quello che è il rapporto con i loro rappresentanti. E io chiedo in commissione, in consiglio, apra un tavolo per il futuro di Veneto Strade che dica a Veneto Strade se siamo in grado, con i soldi che abbiamo e con i soldi che le province potrebbero avere, di dare futuro. Ma si fa qua, non dall'altra parte. Non mi risulta che se da qualche altra parte si fa un tavolo e si fa un accordo, poi qua si voti a scatola chiusa. Sì, faremo la fiducia, ma questo Consiglio ha la sua autonomia. Ed è questo Consiglio socio di Veneto Strade, è della Regione Veneto socio di Veneto Strade. Mi taccio, vi chiedo una cortesia, i 5 milioni velocemente mettiamoli a tranquillità, fa un bene per tutti, se, come avete detto, B, non dividiamo quello che è il cittadino sulla buca su una strada provinciale in competenza Veneto Strade o su una buca su una strada regionale in competenza Veneto Strade. Di buca si tratta, di cittadino si tratta, noi dobbiamo mettere a posto la buca di qua e anche di là per la sicurezza dei nostri concittadini. Grazie.